Buongiorno a tutti e grazie per essere ancora con noi per una nuova conversazione di nuova pedagogia. Oggi vi presento una persona che sicuramente molti di voi conoscono, che è Marco Marsili. Grazie Marco per essere con noi. Grazie Adele per l'invito e un saluto a tutti. Perché, come molti di voi sanno, alla Libera Università di Nuova Pedagogia, e non solo, per noi, insomma, l'esopolitica è una materia estremamente attuale e molto affascinante. Marco è sicuramente un esponente di rilievo per quello che riguarda questa materia in Italia, perché è indirettamente allievo di uno dei più grandi contattisti che sono esistiti nel nostro paese, che è Eugenio Siragusa. Per cui oggi, grazie a Marco, riusciremo a fare un focus su questo ricercatore che secondo me tutti noi almeno una volta dovremmo leggere nel corso della nostra vita. Per cui Marco, io inizierei con la prima domanda. Tu che hai letto, hai studiato e anche messo in atto in un certo senso l'insegnamento che ci ha lasciato Eugenio, come vedi diciamo, il contributo che Eugenio ha lasciato per la costruzione del mondo che verrà? Questa è una domanda molto importante, secondo me, perché veramente la figura, il personaggio Eugenio Siragusa, non tanto lui come singolo individuo, ma il suo ruolo, la sua funzione nella storia umana, secondo me è di massimo rilievo. È stato ed è uno di quei personaggi la cui opera cambia il corso della storia umana. Se non immediatamente, perché lo shock che deriva dalla presenza di certi personaggi, poi la collettività non lo metabolizza subito, ma ci vogliono decenni. Ecco, appunto, nel tempo sicuramente cambia il corso della storia umana, cambia la consapevolezza delle masse, perché Eugenio Siragusa è stato il primo, uno dei primi, ma il primo a farlo in maniera diciamo pubblica e plateale, a fare che cosa? A mettere in relazione la realtà extraterrestre con la realtà spirituale, a far capire che questi cosiddetti extraterrestri in realtà hanno a che fare con l'aldilà e con l'aldilà. E quindi a mettere in relazione, a mettere sul piano della logica attuale tutti gli antichi insegnamenti, le antiche rivelazioni, i grandi maestri spirituali, a far capire che c'è un filo logico che li collega sia alla realtà cosmica che appunto interviene nel corso della storia umana. La realtà cosmico-spirituale interviene nel corso della storia umana regolarmente per indirizzare l'evoluzione umana senza, diciamo così, prevaricare il famoso libero arbitrio. Questo è un po' in sintesi. Poi Eugenio sicuramente è stato molto di più. Il contributo di quest'uomo per la costruzione e la realizzazione della nuova civiltà, chiamiamola così, è un contributo fondamentale. Come lui sicuramente altri, ma secondo me del suo livello qualitativo di esperienze e di divulgazione non ce n'è a livello di contattisti, neanche grandi come per dire George Adamski o Howard Menger o Menger, Billy Mayer, non sono a livello di Eugenio Siragusa come potenza espressiva, divulgativa, ma soprattutto come conoscenza, perché Eugenio è stato, se vogliamo vederla dal punto di vista spirituale, e quindi non soltanto intellettuale o culturale, ma proprio spiritualmente parlando, è stato il rappresentante capostipite di una famiglia spirituale che va avanti da Atlantide, se vogliamo, ad oggi, quindi passando poi per gli antichi iniziati dell'Egitto, passando per i pitagorici, passando per gli allievi e la scuola di Ermete Trismegisto, passando ecco, per tutte le famiglie iniziatiche che hanno dato l'impulso evolutivo alla storia umana. Ecco, Eugenio ha rappresentato proprio questo, quindi l'incarnazione dell'agnosi cosmica,
Ricordiamo che Eugenio aveva come titolo di studi la licenza elementare presa a fatica, quindi questo personaggio è stato istruito dall'alto, perché quando parlava lui, platee tra le quali c'erano anche scienziati, esponenti di alto livello culturale, rimanevano a bocca aperta, perché le conoscenze scientifico-spirituali, ma anche scientifiche proprio, che quest'uomo divulgava, erano conoscenze che non erano farina del suo sacco, venivano dall'alto, da questi scienziati extraterrestri. Io ho una mia teoria su questa cosa. Probabilmente è stato scelto proprio perché non era stato condizionato dalla scuola. Questa è una delle, diciamo, dei principi che noi portiamo avanti. Nei nostri corsi, quelli che hanno dei titoli di studio più, diciamo, bassi, sono quelli che vanno più avanti, perché non sono stati ancora condizionati come per esempio gli universitari, con i quali io faccio una fatica tremenda, Sì, capito? allora c'è da dire questo per quanto riguarda i contattisti o contattati, i contattati dagli esseri extraterrestri, contattati che poi devono fungere da ambasciatori, come è stato. Certo. Diciamo che non è una conditio sine qua non, però loro sicuramente prediligono persone che non hanno una mentalità sovrastrutturata, ecco, gente più possibilmente semplice, o comunque, anche se hanno una discreta cultura, che non siano dogmatici, ecco, che siano Sì, di e mente soprattutto che siano umili, che pure questa è una cosa importante. e molto coraggiosi. Anche. Allora arriviamo alla seconda domanda, quella del presente. Marco, tu cosa stai facendo nel tuo quotidiano per portare avanti questo importantissimo messaggio che ci ha lasciato Eugenio Siragusa? Allora, io ho fondato insieme a alcuni amici, poi siamo cresciuti negli anni, oggi siamo una cinquantina di persone tra nucleo direttivo e collaboratori. Nel 2012 ho fondato l'associazione culturale, che oggi è un ente del terzo settore, Dal cielo alla terra, Gubbio. E attraverso questa associazione noi portiamo avanti il messaggio, il discorso delle potenze celesti, il discorso degli extraterrestri. Devo dire che questa associazione è stata fondata da me e da questi amici e collaboratori nel 2012 su ispirazione di Giorgio Bongiovanni, che crebbe alla luce degli insegnamenti di Eugenio Siragusa, perché Giorgio Bongiovanni ha frequentato Eugenio Siragusa fin dall'età di 13 anni, aveva 12-13 anni quando iniziò a frequentare Eugenio, e Giorgio Bongiovanni mi è stato indicato espressamente dagli extraterrestri, se vogliamo chiamarli così, da questi esseri, da questi maestri delle stelle, mi è stato indicato da loro. Prima mi è stato indicato nell'estate del 2010 Pier Giorgio Caria, della serie Se vuoi sapere chi siamo, oltre le cose che ha detto Eugenio, se vuoi approfondire, se vuoi capire, vai a questa conferenza da Pier Giorgio Caria. In sostanza non è che mi hanno detto queste parole, ma mi hanno indirizzato lì. E comunque le parole erano più o meno queste. Dopodiché, da lì mi hanno indirizzato a Giorgio Bongiovanni, che per me è stata una scoperta che mi ha cambiato la vita, sconvolto la vita, perché io ero anche, diciamo così, non vicinissimo alla realtà mistica, anche se mi interessava molto. Io ricordo agli ascoltatori che Giorgio Bongiovanni è uno stigmatizzato dal 1989, quindi lui ha contatti con questi esseri cosmici, ma ha contatti quotidiani, permanenti, stabili, con le sfere che noi chiamiamo divine, le sfere spirituali, ma le sfere spirituali di alto livello, le sfere cosiddette cristiche, ok? Perché il sigillo delle stimmate è un sigillo importante, di una presenza importante in quell'uomo
che Certo. Noi sappiamo quanto ancora oggi parlare di spiritualità sia molto complicato perché ci sono anche tanti condizionamenti religiosi, eccetera, eccetera. Però allora, visto che ti mandano i messaggi un po' contattista, allora lo sei pure tu. E allora dici, ma come è cominciato? Parlaci un po' di te prima di incontrare Siracusa, perché la nostra teoria è che dietro un uomo o una donna che fanno certi percorsi ci sia un bambino o una bambina curiosi, sensibili, che comunque un po' divergono dal bambino e dalla bambina ancora, diciamo, io dico in sonno. Parlaci un po' di te, di come sei venuto in contatto con questa realtà. Allora, questa cosa che hai detto, Adele, mi fa pensare a un capitolo che ho scritto nel mio nuovo libro, che esce tra pochissimo, che si intitola Esperienze extraterrestri, eh, dove mi è stato chiesto da più parti, da amici, da affezionati che ci seguono, mi è stato chiesto di parlare un po' di quello che è il mio retroterra, perché chi è Marco Marzilli che vive queste esperienze con gli extraterrestri? Da dove viene? Cioè, chi era da ragazzino, eccetera. E allora ho vinto la mia timidezza, anche se non si direbbe, io sono abbastanza introverso, ho vinto la mia timidezza e ho scritto queste anche informazioni autobiografiche, quindi mi fai pensare che sì, effettivamente, come altri che sicuramente fanno parte dei gruppi che frequentiamo, che frequenti anche tu e che gestisci anche tu, e come penso tutte o quasi tutte le persone interessate alla crescita interiore, anche io da ragazzino ero tutt'altro che normale. Quindi mi sono sempre interessato, mi sono sempre posto le grandi domande, insomma. Io penso che da bambini, soprattutto, molti, chissà se tutti, si pongono le grandi domande, ma poi nel giro di breve tempo vanno scemando questi interessi, mentre in alcuni restano vive queste domande e non si può fare a meno che cercare risposta. Eh Perché io sì. ricordo bene, forse è un'esperienza che è capitata a molti. Io ricordo questo che mi viene in mente adesso, che non l'ho mai raccontato. Ricordo che in certi momenti dell'adolescenza addirittura si parlava con gli altri amici, magari si andava in gita, no? Le nottate in gita quando non si dorme mai, ecco. Si parlava dei massimi sistemi, ci si interrogava, si parlava di questi argomenti, ma nel giro di, io proprio ho questa memoria precisa, nel giro di un anno circa, nessuno più voleva parlare di questi argomenti. Erano come entrati tutti gli In uno altri, switch. sì, in un altro meccanismo mentale. Invece io ancora me le pongo queste domande. Mm. Forse non sono mai cresciuto, Adele. Può darsi. Allora questo vale anche per me. Sono un'eterna bambina, sempre curiosa e penso che studiare sia la cosa più bella del mondo. Quindi no, non sono mai cresciuta neanch'io, però va bene così. Quindi Allora senti, ti prego. volevo riallacciarmi al discorso di prima che tu hai Sì, detto cosa diciamo, stai facendo anche per mettere in pratica, no, questi insegnamenti, sì, per contribuire diciamo, all'avvento di questa nuova civiltà. Stiamo organizzando, quindi ormai da 10 anni, stiamo organizzando continuamente eventi, quindi conferenze, riunioni, cineforum, di tutto e di più, riunioni pubbliche e private, incontriamo tantissima gente, viaggiamo, partecipiamo a convegni e così via, e pubblichiamo articoli. Io scrivo per l'associazione dei libri che ad esempio nel sito nostro www.dalcielolaterragubbio.com potete trovare, e noi li diamo a libera offerta, offerta libera e consapevole. Io dico sempre libera e consapevole, perché c'è sì, qualcuno, no, che si prende 10 libri con 2 euro è e poi ci vero, mette in difficoltà perché noi siamo tutti volontari, il chiaro. nostro è tutto volontariato. Io dedico 24 ore su 24 a questo tipo di attività e di divulgazione. Gli altri ragazzi, ci sono molti che lavorano, la maggior parte, tutti quasi, lavorano 8 ore al giorno, e
il tempo residuo, anziché andare a giocare a padel come fanno tutti oggi, e anziché andare non lo so, al cinema, che sarebbe anche giusto, bello, no? È l'arte, nutre l'anima. Ecco, anziché fare questo, limitano anche il tempo delle proprie necessarie distrazioni, chiamiamole distrazioni quando in realtà non sono distrazioni, ripeto, sono anche attività necessarie per riprendere energia. Ecco, ma lo limitano per dedicarsi volontariamente a portare avanti le nostre attività, perché tu saprai benissimo, Adele, che per portare avanti un'associazione, un ente del terzo settore, quello che Uh. sia, c'è un lavoro dietro mastodontico. Guarda, sfondi una porta aperta perché io proprio oggi mi lamentavo del troppo lavoro che c'è dietro un gruppo insomma, che lavora senza, come devo dirti, solo per portare avanti dei principi, per portare avanti una filosofia di vita. C'è un lavoro enorme, guarda, nessuno ti può capire più di me. Eh, Guarda, davvero. Comunque, noi siamo già quasi in conclusione. C'avevo un'ultima domanda o comunque un'ultima cosa da chiederti. Ma visto che i fratelli cosmici, diciamo, bene o male, sono in contatto con te, ci potresti dire che consiglio ci danno per mantenere alto il cuore in questo momento di transizione, diciamo, piuttosto forte per l'umanità in questo momento? sì, loro dicono che noi dobbiamo cambiare vita, trasformare vita, fare quello che hai fatto tu, Adele, che a telecamere spente mi hai raccontato. Esattamente quello che hai fatto tu, quella è la conversione. Loro dicono questo, loro dicono questo, dovete cambiare vita. Già la Terra, l'umanità, le speranze, diciamo che è quasi senza speranze, se non senza speranze, ma esiste una qualità, un certo numero, con una certa qualità animica, spirituale, che loro tengono d'occhio, monitorano e tutelano e indirizzano anche, ispirano e così via, che è destinata a ereditare la nuova società, perché il pianeta ha bisogno di esseri umani. Non è vero che il pianeta senza l'uomo sta meglio, un pianeta preistorico senza l'uomo sta meglio, ma quando un pianeta raggiunge le soglie della dimensionalità superiore, ha necessità dell'enzima uomo, il pianeta è come una cellula, ha necessità dell'enzima uomo per elaborare, per digerire i tre regni, animale, vegetale, minerale. È un'armonia. Ma questo enzima uomo non deve essere un enzima cancerogeno, deve essere un enzima che produce la vita, come le proteine, diciamo, via. Come... Questo loro dicono, dovete... si risolve si sintetizza tutto in una frase del maestro universale: ama il prossimo tuo come te stesso. Se addirittura, siccome oggi l'uomo, la stragrande maggioranza degli uomini non ama nemmeno se stesso, sì. Loro dicono ama il prossimo tuo più di te stesso. Ecco. E questo fanno. Adele, questo loro lo fanno perché chi glielo fa fare di venire qui tra la melma che c'è qui, quando loro vivono in società paradisiache, in società dove certo. Ecco, l'amore, no? L'amore che muove il sole e le altre stelle. È proprio così. La prossima volta che vengo giù, però, non lo so se torno su questo pianeta perché è stato parecchio faticoso. Diciamo che devo aver avuto una grossa motivazione a suo tempo per venire giù, perché veramente c'è tanto lavoro da fare. Lo faccio volentieri, però è tanto faticoso, mamma mia. Adele, c'è un mio caro amico, nonché anche, diciamo, mentore, che siccome a volte ne parliamo, no? Diciamo, ma siamo qua, siamo in missione, è evidente che siamo in missione, perché non riusciamo a fare altro, perché se io prendo e vado al mare io non ce la faccio a stare senza un computer o senza una lettura o qualcosa da scrivere che riguarda questi argomenti. Quindi sei matto? No, sei in missione, hai quella finalità lì, quell'ideale lo vuoi concretizzare. È così. E dice, ma però è dura qua, quindi come quello che hai detto tu. E allora questo mio amico e mentore mi ha detto, mi sa che qua
non siamo solo in missione. Siamo in missione ma anche in espiazione, perché è veramente troppo dura. Abbiamo combinato qualcosa e ci hanno mandato Sicuro, sicuro. Guarda, sposo in pieno questa tua interpretazione o comunque come devo dirti, questo il messaggio del tuo mentore, perché effettivamente mi sento anch'io così. Comunque sono felice sempre di incontrare fratelli e sorelle che in questo percorso un po' si riconoscono senza molte parole, insomma, si riconoscono nel modo di fare, nei progetti che fanno, nelle finalità, quindi è sempre piacevole, per cui sono veramente felice di averti incontrato, Marco. Era proprio venuto il tempo, se così si può dire. Io ti ringrazio di essere stato questi pochi minuti con noi nel nostro canale e mi auguro di averti ospite alla nostra Libera Università qui in Sardegna, nonché mi riservo di venirti a trovare a Gubbio, giusto? molto volentieri, Adele, molto volentieri. Ci sentiamo presto perché forse ho un evento, una conferenza in Sardegna tra qualche tempo. Oh, Quindi, che meraviglia, molto bene. ciao. Tra l'altro, ecco, facci avere notizie perché così lo condividiamo sul nostro gruppo e poi facci avere anche notizie dell'uscita di questo nuovo libro che possiamo così divulgare e leggere soprattutto. Va bene? Va bene, sarà fatto. Grazie Marco e ciao a tutti, alla prossima. Presto, un saluto.